non solo in senso figurato, nel senso che sappiamo tutti che Occidente vuol dire tramonto, perché il sole tramonta a Occidente, ma è una società che sta cominciando ad avere dei limiti e a scontrarsi, a misurarsi con dei limiti fondamentali, cioè l'avvento della tecnica ci ha sottratto molte delle questioni decisionali che prima ciascuno di noi poteva in qualche modo mettere in campo. La tecnica è riuscita a soppiantare molte delle cose che prima potevamo decidere, e questo ci mette un po' anche in difficoltà e in crisi. Io ritengo che una buona riflessione anche attorno a non lo voglio chiamare un nuovo umanesimo, ma forse ci dovremmo un po' tornare su alcuni principi, su alcune questioni, perché la tecnica non ha altri scopi che migliorare se stessa, e quindi non ci dà la possibilità neanche del suo governo fino in fondo. L'abbiamo visto questo anche con i vari incidenti nucleari che accadono dove ci sono queste. Niente, per chiudere, la domanda che riesco a farle è solo questa: ma selezionare una classe dirigente ce la possiamo fare? Come ci possiamo organizzare di nuovo per selezionare una classe dirigente? Devo parlare pochissimo per non approfittare della vostra pazienza, ma è un problema complesso e non di facile soluzione. Noi non ci facciamo illusioni. Il degrado è mondiale. Cioè non è che, pensate, negli Stati Uniti c'è più democrazia, per caso? In Inghilterra quanta democrazia c'è? In Francia, dove si sta meglio di qui, no? Ma insomma, quanta ce n'è? In Germania, quanta ce n'è? Insomma, nel mondo, non parliamo di altre parti del mondo, insomma, dove la situazione è terribile. Ecco, allora il problema è serio, è arduo, difficile, però deve essere affrontato. E come si affronta? Ecco, allora, qui è il punto. Io direi una cosa semplice, così, persino banale. Io frequento un partito, X, che si dice di sinistra oppure democratico, di opposizione, democratico. Allora, anche se è il PDL, anche se lo stanno ponendo loro, dice saremmo d'ora innanzi, ha detto Alfano, un partito degli onesti, e poi si è visto. Oppure dovrà essere un partito di tanti e non di pochi, non del capo e così via. Il problema esiste per tutti. Allora, io credo che innanzitutto bisogna partecipare, questa è la prima parola d'ordine, partecipare. Allora, io ho certe idee, tu hai certe idee, lui ha certe idee, beh, almeno nei punti di riferimento che avete, nei partiti nei quali o nelle associazioni, nelle forme, diciamo, di partecipazione alle quali pensate, andate e chiedete di contare. Non decide uno, decidono i molti. 2500 anni fa un uomo che si chiamava Pericle aveva detto, ce ne parla uno storico greco, Tucidide, la democrazia è dei molti, l'avevano scoperto, l'avevano chiaro allora, 2500 anni fa. La democrazia è dei molti. Se si è in molti c'è la possibilità che la situazione possa andare avanti. Il poeta russo Mayakovsky dice: se sei solo perdi sempre, ma se ti metti in due puoi vincere. Se siete in molti vincete sicuramente. E Gramsci aveva detto: ma che cos'è la democrazia? Ha scritto Gramsci. La democrazia che cos'è? Lui aveva parlato già quando era ragazzo che la società ideale doveva essere della libertà di tutti per tutti, ma poi in carcere, riflettendo ancora,
ragionando sui concetti di democrazia e di egemonia, che lui dice egemonia vuol dire direzione intellettuale e morale, consenso, cioè forza culturale, non è dittatura, non è dominio. E l'egemonia ci fa capire che cosa possiamo intendere per democrazia e cosa dovrebbe essere la democrazia. Beh, dovrebbe avere un requisito, lui dice, il passaggio, usa questi termini, li ricordo a memoria, passaggio molecolare, come una molecola quindi, molecolare, cioè ai minimi termini, dai gruppi diretti ai gruppi dirigenti. Allora si può avere democrazia. E aggiunge, cioè quando tutti i cittadini sono cittadini governanti, cioè contano, dirigono. Allora io credo che dovunque noi ci troviamo dobbiamo pretendere di contare, di essere, ecco l'identità, ecco una forma di affermazione dell'identità che vale per la lingua, vale per un popolo, vale per il singolo, vale per il cittadino, in quanto cittadino, che se vuole che la politica cambi, si ponga questo problema. Questo dobbiamo porci. Oggi lo spettacolo che abbiamo, proprio perché non c'è questo, allora abbiamo il Partito Democratico, del quale io faccio parte, dove ci sono persone che io ritengo molto serie come Bersani, ha anche persone che non sono serie e che si comportano male, non faccio i nomi. Parto dal mio partito innanzitutto. SEL, Sinistra, Ecologia, Libertà. E sotto c'è Vendola. Ma perché ci deve essere un nome? Vendola. Siete più rivoluzionari degli altri e poi siete lideristi come Berlusconi. È mai possibile questo? Italia dei Valori, e c'è scritto Di Pietro. È mai possibile che il nome di una persona preceda il programma, il progetto e così via, sia significativo di una scelta? Non è accettabile. Allora chi è nell'Italia dei Valori si deve rifiutare di avere questa indicazione. Lui. Chi è nella SEL si deve rifiutare di avere. Certo, io mi rifiuto, per esempio, io non accetto le posizioni di Veltroni, per dire, ecco, per essere chiaro, no? Ecco. Come non mi andavano le posizioni di Binetti che se n'è andata o di Rutelli che se n'è andato. Voglio dire, ci vuole democrazia dentro i partiti, tutti i partiti. E poi dobbiamo smetterla di dividere. Si fa a gara a chi arriva prima. E la divisione è una specie di maledizione biblica per la sinistra, per le forze democratiche. Perché si devono dividere? Io prima ho citato gli anni 40, quando dai monarchici ai comunisti si trovarono insieme e decisero di votare Repubblica Monarchia e vinse la Repubblica. E poi hanno fatto la Costituzione, poi si sono divisi, va bene, ma per un tempo lungo e sufficiente sono stati uniti e hanno costruito la cosa più grande che l'Italia abbia visto, la Costituzione repubblicana. Ecco, perché oggi non può essere fatto altrettanto? Ecco, quindi io questo è un appello che faccio, senza acrimonia, senza polemica nei confronti di nessuno, ma con spirito aperto. Siamo tutti pieni di difetti, ecco, rimbocchiamoci le maniche e correggiamoci e facciamo correggere nella parte dove siamo quello che deve essere corretto. Ah, ok. No, c'è tempo, penso. No. Posso dire... No, ma a parte gli scherzi, posso anche rispondere su quello perché c'è già stata una mozione, è stata approvata, perciò a breve non ci sarà più il nome di Di Pietro. Questa è una notizia in anteprima per voi. Però... tornando a quello che abbiamo visto oggi e sentito oggi, tra le parole